Buonasera e bentornati sulle nostre frequenze per una nuova puntata di Linea Grassa, la nostra rubrica di enogastronomia itinerante. Siamo nella Porno Mobile con Ruben Gibson. Salve, buonasera! Buonasera, buonasera, il nostro porno divo, questa sera in veste di autista della regia mobile, dello studio mobile di Linea Grassa. A parlare c'è sempre il vostro Ricky Conti, buonasera a tutti. Ricordiamo al nostro pubblico dove ci stiamo dirigendo, ovvero all'Osteria Fiorluce, dove questa sera avrà luogo il secondo tempo della nostra manifestazione più importante dal punto di vista culinario di quest'anno, ovvero risate e risotti. Infatti ci sarà una nuova performance gastronomica del nostro amico e chef Emanuele Traverso, che ospiterà un parterre di ospiti e cuochi da tutta Italia. E chicca della serata, oltre a noi, chiaramente la troupe di Canale 36 e il nostro buon Emanuele Traverso, questa sera ci sarà uno spettacolo delle bronze cuerte. Attenzione, una reazione del nostro amico di entusiasmo. Ruben Gibson. È un Ruben Gibson che sa emozionarsi, Sì. Ricordiamo che i porno divi provano emozioni, anzi provano anche più emozioni degli altri talvolta. Solo che sono costretti a non essere mai inquadrati in faccia. Infatti vengono ricordati solo per le loro prestazioni sessuali. In realtà c'è tutto un mondo da scoprire. Come vedete, Ruben Gibson è chiaramente ispirato dal fu John Holmes, grandissimo attore a livello di fama mondiale del cinema porno. È chiaro. Bene, bene. Ma lei allora come si sente? Ci può dire le sue emozioni, le sue sensazioni per questa serata che si prospetta particolarmente intensa? Sono sicuramente molto emozionato perché il primo tempo di questo evento che è avvenuto a Orvieto era stato molto divertente e soddisfacente, e così mi aspetto di mangiare qualcosa di buono, mi aspetto di divertirmi, ma vediamo come sarà, diciamo. Tra l'altro l'aspettativa è alta, di fare una bella serata e mangiare bene. Esatto. Bene, vi lasciamo a queste immagini e ci rivediamo fra qualche istante. Non cambiate canale, chi cambia canale è un eunuco. Eccoci qui di nuovo in studio, nello studio mobile di Linea Grassa. Bentornati sulle frequenze di Canale 36. Siamo nel tragitto che ci porterà a Camisano Vicentino, patria della gastronomia locale vicentina, ma soprattutto a destra. A destra, se no a Camisano Vicentino non ci arriviamo. Patria della gastronomia di Linea Grassa, elettiva. Allora, un piccolo aggiornamento: si sono aggiunti a noi, alla nostra troupe, formata da me, Ricky Conti, buonasera, sempre qui con Ruben Gibson. Salve. Il buon Nene Arrow. Nene Arrow. E dietro di noi c'è l'automobile guidata dalla signora Power, ovvero la consorte di Max Power, e insieme a Max Power c'è anche il buon Marchino Spencer. Bene. Quello lì è venuto a ritirare i pacchi oggi. Bene, una comunicazione di servizio non richiesta da Max Power. Visione mistica. No, da Ruben Gibson. Bene. Tutto bene, tutto bene quel che finisce bene, ma stavamo giusto appunto parlando. No, guarda pure la strada, va, che non si sa mai. L'attrazione. Stavamo parlando giusto appunto, ricordando la serata d'andata, diciamo, il primo tempo. E il buon Ruben diceva appunto che prima di arrivare a Orvieto abbiamo Abbiamo mangiato come i Porsei. Abbiamo mangiato come dei Porsei, ma soprattutto siamo arrivati ad ore assurde, facendo una sosta di 3 ore a Ferrara. Sinistra. E niente, insomma, questi ricordi peraltro un po' malinconici, sì, infatti stavo per dire proprio quello, che anche un porno divo prova emozioni. Ricordiamo sempre che il porno divo prova emozioni, e non solo, anche erezioni a volte. Erezioni ogni tanto. Nonostante il tuo film non sia ancora partito.
E la produzione film già sta sganciando soldi a nastro, ma dove sono le pornoattrici? Il problema è quello. Praticamente trovarle. dopo mesi di... Attenzione, scopriamo ora che Nene Arrow è un procacciatore di attrici porno. Certo, Colpo di scena. me ne posso procurare da 0 a 0,2. Questo range è esteso. Centesimi di euro? Ah, ok, Centesimi perfetto. di passera. Bene. Eccoci qui Queste. all'arrivo Bueno. all'Osteria Fierluce in via Badia 171. Marchette a gogo, specialmente in questa serata mondana. Ecco qua la nostra combricola. Buonasera, Max Power, la signora Power, Nene Arrow e Marchino Spencer, Ruben Gibson e Ricky Conti. Ma io ho capito che la scatola. Ecco la signora Luisa, Con lo specchietto qua, guarda. tutto il suo splendore. La Moma, questa donna, la musa ispiratrice di tutto, Ce la posso fare? la genitrice di Emanuele Traverso. Buonasera. Grazie. Ecco il buon Luca Pozzuoli, promotore di tutta questa manifestazione. Per le telecamere di Canale 36, buonasera. Tutto bene? Sì, sì, sì. Ecco il buon Paolo Ascelli, buonasera Paolo Ascelli. Viaggio all'inferno, tu vuoi fare un viaggio all'inferno? Non vuole fare un viaggio all'inferno. Ecco il buon Paolo Ascelli, buonasera. Buongiorno. E anche Steven Fesper o Steve La Roccia, quale dei due stasera? Oggi è Steve La Roccia. Ok. Oggi sono Steve La Roccia. Ok, Oggi perfetto. sono in veste ufficiale di attore porno. Anche tu, anche lui, tutti. Ma quando ti squadra di attori porno? Io faccio la porno. Nene Arrow, in quanto procacciatore di attrici per i film porno di Canale 36, si sta informando su quanti attori maschili ci sono Troppi, siamo già a 4. e non sa se riesce a starci dietro. 2, 3 ne trovo, 4. Domani. Pozzuoli, un uomo, un mito. Tutto bene. Buonasera. Sì, sì, siamo tutti. Forse non ce la farà. Forse Ah, vabbè, ora 5, 4, 6, 8. Per ora siamo in 8, signora. 8. È emozionata, signora? Come no? Pare che sia. Sono emozionato che non lo è lei. Eh sì, ma lei è una donna di ferro. La Thatcher. Eh sì, meglio della Thatcher. Con loro no? Cosa? Piacere. Te lo ricordi? Certo che me lo ricordo, come non si può ricordare? Dicevo, il nostro Paolo Ascelli ci mostrerà una chicca, un gadget giusto per noi, la Noi prenotazione, siamo gli ospiti d'onore, gli ospiti d'onore. linea Grassa Team, canale 36. Siamo in 9, eravamo in 9. Eravamo in 9, un ok. Però ci dovresti fare delle interviste con un film a Orvieto Certo, a delle ragazze. Dice che dovrebbe arrivare una stupenda ragazza, mi hanno promesso, però e noi siamo fiduciosi, vediamo che cosa arriva. Non ci troverà impreparati sicuramente. mai che vada andiamo in Slovenia un attimo. Facciamo finta Siamo dell'entourage. 30 km, non è che siamo una distanza infinita, quindi... Bene, bene. Brindisi alla nostra, Alla Moma, allo chef, a Lele, a risate e risotti, alla morte di Nenne prematura. a Pozzuoli, un uomo, un mito. Cin cin. Attenzione, attenzione. Oh, Cin cin. Cincina. All'organizzatore di tutto ciò. Dai, adesso sì. Cin cin. Viva linea grassa. Viva Canale 36 e viva risate e risotti. Grazie. Prego. Buonasera. Buonasera.
Siamo qui riuniti all'Osteria Fiorluce, da con un carattere che non c'entra un cazzo con il resto. Benvenuti Risotti e Risotti. Ricordiamo che le accentate hanno questo errore un po' in tutto il nostro menù, ricordiamo baccalà con Cioè prima di presentare il menù hai già mostrato i difetti del Vabbè, anche il menù con una U che è assolutamente dozzinale. Vabbè, ma passiamo oltre. Passiamo oltre. Anche perché il tempo è tiranno. Una sfilza incredibile di antipasti. Cos'hai? La batteria già scarica? No, Comunque no, abbiamo assolutamente. Ho 134 minuti di autonomia. Cosa che non potrà godere. Quindi puoi andare in se vuoi. Qua manca ancora qualcuno, deve No, Io mando due solo volte. io. Via che così poi mangiamo. Parlati. Allora, Si parte con gli antipasti. con Ricordiamo gli antipasti, che le pietanze sono tutte a base di riso. Il riso c'è sempre. Anche se io qua non ne vedo in questo momento, ma sono sicuro che in qualche modo, forse C'è. a livello pastellato, e il riso C'è, anche qua. c'è. Allora abbiamo fagottini di carpaccio di manzo ripieni di crema di riso, su, legga lei, su, Formaggio molle. Mi raccomando una bella fumata al piatto. Certo. Sì. No, il piatto. Vabbè, chiaro. Ai secondi. Questo è l'antipasto che vi stiamo ora presentando. Che prego il buon Pallascelli di ripetere per gli amici a casa. Allora, Fagottini. intanto proporrei una cosa molto sensata, che è invertire i piatti, perché questa cosa è giusta. Ok. Poi il primo, ravioli di riso ripieni di vitello, stufate ed erbette fino al burro ed erbette dell'orto. Ricordiamo che qua, non essendoci lettere accentate, siamo tranquilli, non abbiamo dovuto cambiare carattere. Perfetto. Poi risotto di mele con cremoso al vezzenaetino, che credo che sia qualcosa di riguardo alla montagna e non so bene altro. Il timo è una spezia. Il timo è una spezia. È un timo. Spezia, quella È ligure. una spezia, è un È timo. la spezia ligure, quindi doveva essere ok. compreso anche di Imperia, Savona, eccetera. Sì. I secondi potrà presentare il mio socio lì in fondo che fa lo gnorri, quello Va vestito di bene. verde perché è green oggi. Che tra E l'altro che ricordiamo ha indossato la stessa maglietta di guerra dell'altra volta. Esatto, ed è ancora sporca di sangue. Sì, il sangue del Ed musso è e l'unica del che baccalà ha. dell'altra Sua amorosa ci ha detto vilmente che è l'unica che ha, non ne possiede delle altre. Quindi passo la parola al mio collega. Bene. Come si chiama il mio collega in linguaggio 36? Lui è Max Power, Max però Power. non so se sia propenso a presentare i Power è secondi. propenso, prego Max Power. Vai. Mentre sta mangiando, va bene. Buonasera, buon Max Power. Buonasera. Mai cambiare la strada vecchia per quella nuova? Io so che la sua professionalità è indiscutibile. Prego. Allora il collega Scelli è arrivato Fino ai primi, ha lasciato a lei l'onore dei secondi, esatto. Allora qui cominciamo con un trittico di baccalà e nessuno pensi male di fronte al concetto di trittico, mantecato alla vicentina su timballo di polenta di riso. La polenta di riso dovremo tra l'altro capire se è una polenta gialla come in nostra tradizione, una polenta bianca o simil trasparente. E delle zucchine croccantine. Nel frattempo le stanno facendo un sacco di foto che finiranno su Novella 2000, eccetera. Sì, su Eva 3000, Esatto, ok. per cambiare. E poi c'è un dessert con una tartare au citron con lamponi. Una tortora con una Citroën dentro, ok. È una tartare, La tartare du citron. Di citron, che è chiaramente un profumo di donna, Sì. con lampioni e cialda croccante. Beh, la cialda non sappiamo cosa c'entri, di riso al cioccolato fondente. Questa è Perfetto. una rivisitazione classica del dessert. Diamo adito anche ai dessert, cosa dice? Questo era il dessert. Questo è il dessert, perfetto. Sì. Abbiamo un solo secondo perché è un trittico. Ah, Vale giusto, per tre, giusto, nonostante perfetto. sia uno solo. Ma io come dessert intendevo anche i vini, che soprattutto... La nuova tassa che Max sta sponsorizzando. Sì, la nuova tassa La IRFU. la nuova tassa che verrà messa in vigore l'anno prossimo dal nuovo governo. Perché noi già lo sappiamo. E noi già esponiamo questa tassa già da 6 mesi. Che come vedete è un po' rovinata perché comunque ha il sapore dell'antico, perché quando i vecchi ne parlano C'è sempre il fascino della nostalgia. C'è sempre stata. Sì. Dicono era un'accisa, l'abbiamo tolta dalla benzina e l'abbiamo messa sulla casa. Via. Ti conosco come se ti conoscessi da una vita. Esatto. Ma torniamo ai vini. Torniamo ai vini. Il vero dessert per la nostra tavola di linea grassa, che come potete vedere una cosa che non si fa mancare sono i bicchieri. Prego. Esatto. Sono questi vini della cantina Neri di Orvieto, che questa volta non ci ha forse. Ci ha dato anche questa volta la brochure che poi ci faremo. Eccola qua, ce la passa gentilmente il buon Marchino Spencer.
Esatto, questa è Sì, l'edizione. è lontano nipote di Bud Spencer. Ecco la pregiata carta dei vini. Con la vineria. Valle Verde. Attenzione, guardate quali splendidi panorami è possibile Valle Verde. visionare in questo E poi dépliant. qua un sacco di QR code. Abbiamo cominciato con questo, che è un vino del 2011. Ottima annata, a quanto pare, il gusto Sì, è è un bianco delicato. del 2011, classico superiore. Bene, Poi il secondo facciamo una veloce carrellata su quello che berremo. avremo un Americo rosso che era molto molto piaciuto nella scorsa edizione. E ce lo ricordiamo bene. Finì tutto a Demo Morselli e karaoke. Esatto, che tra l'altro è un 2008, quindi un vino che ha già una sua caratura superiore e peraltro Esatto, più 6 mesi di stagionatura ulteriore da marzo in poi, quindi ha sicuramente avuto un invecchiamento in barrique di rovere per 12 mesi, un affinamento in bottiglia per altri 12 e poi per un paio d'anni è giaciuto in una cantina. fantastico. E poi un Poggio Forno che è un bianco, mezzo grigio di Grecchetta, mezzo di Sauvignon e qua siamo su un 2007, quindi qua c'è un affinamento sempre per 12 mesi, colore giallo dorato e ci piace. Bene, Ci piace. diciamo che la prova del palato sarà quella più inconfutabile di tutte. Grazie Come mille Max Power per la sua collaborazione, a più tardi. Siamo al terzo Oltris, o come si chiama, la terza portata del primo. Solo dell'antipasto! Solo dell'antipasto. Siamo al tris dell'antipasto, che doveva essere già un tris di per sé. Attenzione, non Quindi solo per abbiamo- Paola Scelli che notoriamente No, esatto, è astemio e non potrei mangia, essere, esatto, ma anche ma per tutti. Gentaglia, come quelli il buon Nene Arro che chiaramente sta gradendo molto e anche il buon Marchino Spencer. Max Power è super. Niente, non hai avuto modo di. Grazie mille. Faremo anche affidamento sulla nostra amica cameriera che abbiamo prontamente adescato per la nostra serata e ci aiuterà in tutto e per tutto. Il buon Steven Pfeffer, detto anche Steve La Roccia, in tenuta una gran festa. La comunione. Esatto, e non è una gran festa la comunione. Grazie. Non c'è problema. Presentiamo anche l'ospite della tavolata, ovvero il fotografo. Piacere. Grazie. Ecco il buon Paolo Scelli che ci darà una piccola recensione dell'antipasto in triplice copia che abbiamo appena assaggiato. Vabbè, sì. No, infatti Ricordiamo che abbiamo qui il buon Dino, fotografo ufficiale. dopo Bene. aver potuto degustare questo fantastico antipasto, una mista di prodotti che non saprei identificare bene, a parte la carne è l'unica cosa che riesco a identificare. La salsetta ha un retrogusto acido, forse dovuto alle scorzette di limone barra Arancio può essere, che ci sì. sono all'interno, e incalmate con tutto quello che poteva essere la carne morta, con al cui interno doveva esserci una sorta di robiola piuttosto Sì, che qualcosa del un genere. formaggio molle. Formaggio molle, E per la cronaca la carne morta era del pregiato carpaccio la di. famosa robiola Osella sotto la cappella. E Sei abbiamo un po' questo- sboccato questa sera. No, non è assolutamente vero, sono ancora pochi bicchieri di vino. Ok. Or dunque posso dire che se volete posso assaggiare anche i suoi e ricordare ulteriormente. Lui forse non è altrettanto contento dell'idea. Ricordiamo che hanno messo anche una framista di erba gatta per caso mai avessi dei problemi di stomaco, per rigettare pallette di pelo o di erba o di qualsiasi altra cosa che ti dà fastidio e ti irrita l'intestino. Bene, dopo questa recensione oltremodo sconveniente passiamo al vino. Il vino? Sì. Il vino è bianco, è assolutamente bianco e trasparente, potete vedere al di là del bicchiere. Direi di quindi no. vuol dire che E la brutta faccia di Nene Arro dietro. l'orrenda faccia sua, che comunque anche con la deformazione del bicchiere rimane orrenda. No dai, siamo seri. Allora, questo è il. Rosso. Rosso. Questo è il rosso. No, No. porca puttana. Voglio il rosso. Sono stufo di bianco. Ho fatto 10 album con l'album bianco. Voglio. Sì.
Ha fatto 10 album solo con il bianco. Prego. Anche in questa Hai ripreso la scena di prima o no? No, purtroppo è sfuggita perché stavo mangiando anch'io, cioè gli altri avevano mangiato 3 piatti, ero ancora al primo. Possiamo rifarla quando vuoi. E specifica il concetto. il rosso che avevamo molto gradito perché era molto corposo grazie a quell'anno di plastica. Capisci? Io sì ho capito, non so se hanno sentito a casa, però. E poi ridiremo letteralmente. Eccolo, il solito stronzo. Le prime manifestazioni di Marchino Spencer, ricordiamo lontano nipote di Bud Spencer, mentre lui è un noto procacciatore di porno dive rumene. chiaramente si riconosce dalla maglietta Converse e io chiaramente posso confermare che lui è un grande procacciatore, mentre il buon Pozzuoli, ovvero l'inventore di tutto questo po' di manifestazione, se la sta godendo con il suo amico nel nostro tavolo. Noi siamo sotto le ali protettrici di Hai notato Pozzuoli. che il signor fotografo non riesce nemmeno a tagliare la carne? Il signor Questo Dino, indice il che signor non se la Dino, merita. no, allora vi spiego io qual è il problema del signor Dino, stimato fotografo. Non ha abbastanza forza nel bicipite perché non ha ancora bevuto il suo vino bianco, anzi non ha ancora bevuto i vini bianchi che abbiamo bevuto Ha noi. trovato un nervetto che potrebbe sostenere un ponte elevato. Un ponte elevatoio probabilmente, E non riesce a tagliarlo in nessun modo. ma lasciamolo mangiare in Proporre pace. all'ingegneria nuova moderna di usare i nervetti della carne per fare i nuovi ponti che non crollino mai per nessun motivo al mondo. L'unico problema è che troveremo Marchino che sta a leccare tutto il giorno. Queste cazzate sono dopo il terzo bicchiere. No, 5 bicchieri. Ma coinvolgiamo anche il buon Ruben Gibson che probabilmente starà raccontando degli Ruben, ultimi film porno girati nel lontano 84 insieme a Steve La Roccia. No, ti vedevo particolarmente incazzato, forse. Ricordiamo che anche i pornotivi hanno emozioni. Pornotivi, anni e emozioni. Un bel applauso, sì, è vero. Grazie, grazie, grazie. Allora, leggiamo anche, oltre al menù che abbiamo visionato prima in fase di antipasto, visioniamo anche il programma, lo leggiamo insieme. Sì, questo è il mio, l'ho già bevuto. L'ho già preso. Io del rosso, passiamo dopo il rosso. Va bene. No, il rosso domani. Oggi no. Cioè, dopo mezzanotte? Va bene. Viva linea grassa. Cin cin! Linea grassa. Grandissimo. Luca Pozzuoli, un uomo, un mito. Grazie. Saluto. Ecco il fautore della nostra etilometria. Ma ritorniamo alle discussioni serie. Allora, il programma, durante la serata avrà luogo il sorteggio che permetterà al vincitore di aggiudicarsi un soggiorno ad Orvieto. Attenzione, la location del primo tempo della Risate Risotti al quale abbiamo presenziato. Sede della sesta edizione di Risate Risotti che si terrà tra fine di febbraio e inizio aprile. Non dimenticate quindi di compilare il modulo di partecipazione che troverete nel VS tavolo. Breve intervento con ringraziamento di Luca Pozzuoli, presidente di Risate Risotti, con premiazione del fortunato vincitore. Premiazioni a sorpresa animate dalle Bronze QR. Detti Risi e? Detti Risi e Bisi. Noi li conosciamo come Risi e Risi. Io mangio i grissini. Pata! La patatina! A chiusura, performance cabarettistica delle Bronze Querte. L'Osteria Ferluce e Risate Risotti vi augurano buon divertimento. Eccoci qui, cari amici, siamo al primo, ve lo leggo dal menù: ravioli di riso ripieni di vitello stufato ed erbette fini al burro e verdure dell'orto. Inquadriamo per favore, regia, il piatto. Ovviamente abbiamo già provveduto a spolverarlo con dell'ottimo parmigiano reggiano di casata. Possiamo vedere la fine fattura con la quale è stato realizzato il piatto, ovvero questi due ravioloni che mi fanno venire un acquazzone in bocca, non riesco a trattenere la saliva. Le verdure e soprattutto il burro, le erbette e lo splendido contorno di vitello stufato. Quindi possiamo solo immaginare
la bontà di questo piatto che ci accingeremo ora ad assaggiare. Questa è l'idea. Eccolo, Emanuele Traverso al lavoro. Attenzione. Tenterò l'avanscoperta senza farmi scoprire. Guardate lo chef e la sua troupe. Guardatelo come coordina il lavoro dei suoi collaboratori. Grandissimo, Emanuele Traverso. Un uomo, un mito. Pendono tutti dalle sue labbra, è incredibile. Guardate come quest'uomo riesce a creare tanta bontà e tanta quantità e tanta qualità. Attenzione! E voilà! Io ho chiesto il bis, mi è stato detto che non è possibile. Ok, questa scena la tagliamo? Rifacciamola. Mi è stato detto che è possibile. Ah, ok, grazie! Guardate il buon Luca Pozzuoli, buonasera. Il re del vino, il re del vino. Il re del vino. Il compare di Luca Pozzuoli. Possiamo chiederle il nome che non ci ricordiamo, scusi? Moreno, il grande Moreno, un applauso per Moreno. Quello del caffè non bueno. Quello del caffè non bueno, grandissimo. Ovvero l'amico di viaggio del buon Luca Pozzuoli. Attendiamo con trepidazione l'arrivo del secondo, che ricordiamo agli amici da casa ci sarà presentato da Max Paolo. Sì, scusa, 3 sapori insieme. Ed ecco che intanto sta arrivando il primo piatto di riso. Finalmente. Inquadrato abbiamo in questo momento il buon Steve La Roccia, o Steven Pfeffer, che sta facendo gentilmente vedere alle telecamere a voi amici da casa il risotto con la cialda. È una mela. È una mela, Ecco con la cialda nostra valletta Miriana. La nostra valletta Miriana. Che ci porta alle nuove pietanze. Miriana Traverso di adozione, sorella adottiva, non c'è problema, le telecamere di canale 36 sono indistruttibili. Puoi scagliarle per terra in qualsiasi istante. No, le scaglio sul tuo cranio. Miriana Traverso. Abbiamo deciso che il suo nome è Miriana. Guardate questo splendido risotto che ricordiamo agli amici da casa. Miriana alla Traverso. Risotto di mele con cremoso di vezzena e timo e una cialda formata da fetta di mela croccante abruzzolita. Notate la rifinitura spettacolare di questo piatto. Lasciamo all'immaginazione degli amici da casa il profumo e il sapore intenso di questa pietanza. Ecco il buon Marchino Spencer che è riuscito a prendere in mano la bottiglia gentilmente offerta dalla signora Luisa, ovvero la gestrice del locale. La nutrice, come dice giustamente il buon Anche un po' la utilizzato Paola Scelli. Sta servendo da bere ai commensali grazie al nostro... Quando arriveranno sarà finita. No, non sarà finita. Ma c'è sempre un bicchiere vuoto. Il buon Luca Pozzuoli nel frattempo uscendo. Cin, scusate, prego. Grazie. Grazie, ma non è ancora incominciato. Cosa non è cominciato? Lo spettacolo, stavo appunto per dire che il buon Luca Pozzuoli, ovvero il promoter della manifestazione, ci ha anticipato che tra breve inizierà la prima parte dello spettacolo delle... Non riesco a dirlo, risiapisi! No, bronze querte. Che cosa fai nella vita? Non bene, sta a mangiare. Gli ospiti del tavolo hanno gradito. Ma certo, hanno gradito, sì. Era tutto offerto dalla Romagnati, attenzione! E siamo al 127esimo del secondo tempo. Paola Scelli
che ha messo a disposizione. Giacche Gorrini, un nome, una garanzia. You had plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other man? Buonasera a tutti quanti. Buonasera a tutti quanti, a quei da Drio e a quei davanti. Ma questa roba qua. Che se una volta è pensionati, Mamma di lavarsi a fame. Sono venuto, veni a Fiorucci a fare un po' di animazione, come tocca fare rianimazione? Assi morti, che essere un saluto che a tremare, il muro di... Sta casa qua, se dal 1880 che si impie, che se a Luisa che è ancora a finire di pagare il mutuo, non ha tremare niente per piacere. Rifemo un saluto che a sentirmi fin centro Cavesano. Sì, buonasera esatto. a tutti quanti, a quei da Drio e a quei davanti! Guarda se, no, ma guarda, se che sveglia no, dammi un attimo il microfono perché se che sveglia l'uomo qua, chi si è acceso? Chi sito? Qui davanti qui no, chi sito? Arone mi pare. Che nome è questo qua? Le vegni accompagnare la badante per fortuna che nome hai detto? Ma i codi di me non facciamo via. Che razza è qual è la tua badante? Sì, tu è il suo badante? Sì. Mario, te che davvero non pazienza con che l'uomo è enorme. Quanti anni che devo ancora scontare? Ascoltami, allora, noi siamo intanto orgogliosi e putrefatti e si sta invitati questa sera. Dire la verità, dovevo fare la presentazione all'inizio, prima del pranzo, però perché abbiamo visto arrivare talmente allupati, talmente sterenati che aspettiamo chi mangia qualcosa che non è così si calma. Che era sto qua, e che aveva il calo dei zuccheri, chi si doti? Franco, tu vedi che lei ha mangiato le consumate. Se ho detto che sono armati pensionati. Perché cosa credo deve essere lì? Che si visto in faccia? Bevevo acqua pioggia, non hanno dato mia manco alla ascoltami un attimo, non segni ancora l'ora del cambio dei passigli e dormi un pochettino dopo. Femo, intanto dicevo una roba, questa sera per la serata che club, la serata club, che serata è? Si chiama? Sorrisi. Sì, buonanotte. Risate e risotti. Così, ma per capire esattamente i risotti che io mangiai. Sì. Ieri? Ieri?
Buoni. Buonasera signore, che zitto. Aga, scuoiamo un ramarro e si è messo una robetta così, con questo colore verde evidenziatore, cioè più verde vomitaura che verde. Allora, i risotti ieri. Madonna e signore, dove buonasera signore, chi sito? Anna Maria. Dove sito? Padova. Al centro, Padova al centro. Fai te vedi che parla con la bocca così a culo di gallina. Esatto. Tipico di qui del centro, perché in centro se tu vai a campo a quest'altro non c'è spazio e quindi se parla stretto. Invece in campagna che sei più largo, c'è più apertura, se parla largo, non so, per esempio Boaro, si dice Boamaro, Legnaro, che sei più apertura. Sto qua, è un posto strategico che qua in mezzo, no? Che tu capisci? Beh, allora, ieri non devo dire, serata importante, la signora si è venuta appositamente a cena, vero, da Padova, come ha scoperto in internet, in cabernet, come internet. Ma sta qua? E sei originaria di dove, signore? Da Lecce. Adesso saliamo un pochettino. Lecce. E il marito? Padova. E ne sei venuto a pasturare i nostri meglio uomini! I negai in vaso! 20 dal sud, 20 dal sud, i negai in vaso. Ecco qua. Allora tu noi altri che abbiamo qua stasera un ospite, esatto, è il nostro Luca che morirà qua, che sei l'inventore. Luca Pacquali! Grandissimo! Allora Luca viene da Orvieto, ma in realtà io sono nato a Trieste, sei un fià veneto. Allora cosa è successo? Che Luca una sera che aveva mangiato pesante, che aveva mangiato peperonata, ti ricordi? Peperonata, che si è venuta illuminazione. Come si sta? Innanzitutto buonasera a tutti. È un po' difficile capire la situazione, penso di sì. Io niente, un po' di anni fa, circa 6 anni fa, abbiamo inventato questa manifestazione a Orvieto in Umbria. Io so che Orvieto ieri in Umbria, vero? Io l'unica roba che alzate è Umbria e basta. Perché è l'Orvieto classico. L'anno scorso abbiamo avuto ospite Emanuele Traverso a Orvieto in una serata. Traverso non quello che sta così, ma quello così, il cuoco, e ci ha parlato del suo ristorante e abbiamo pensato di venire qua. E eccoci qua dopo un anno a portare i risate e risolti qui a Camisano. Ma che senso ha sto risate? Allora, perché a me mi piace. Vedi che fa una figura di merda, no? Però, cioè, giustamente l'integrazione e il risotto. Mi piace il risotto. Abbiamo un sondaggio. Voi stasera si venuti per mangiare la minestrina, no? Il risotto, perché il risotto è ovunque nel mondo uno dei cibi più importanti, vari in Cina. In Magna perché il cinese galoggia così a favore l'occhio ha spesa l'occhio ha ma sveglia ma ecco l'occhio a manda perché posso mangiare riso dopo quando c'è il momento te che avevo messo il computer. Invece fanno altri veneti, il risotto è importantissimo, tantissimi piatti a base di riso e che può anche esportare a Orvieto perché non sapeva come mangiare. Infatti il nostro testimonial di risate e risotti è un veneto. Chi sarebbe? Gabriele Ferron. Chi sei che non conosce Gabriele Ferron? Gabriele Ferron, ambasciatore italiano del riso nel mondo. Bene, dopo posso ringraziare 2 o 3 persone. Assolutamente sì. Ecco, mi dicono che in questa splendida serata, va bene, benissimo, avanti. Guarda, femmine che abbiamo è una botta di vedove che la media è Moreno ride divertito. Il sindaco di Camisano. Dove sei? Il signor Renzo Marangoni. Guarda, anche un Marangoni può diventare sindaco. Bravo.
E stiamo dicendo parole, sindaco, due parole. Non sapevo che avevo il sindaco. Sindaco, due parole. Ti piace di più il riso o le risate, sindaco? Questa sera è dedicato. Il riso ne abbiamo tutti i giorni. Una stretta di mano per la stampa. E soprattutto questo periodo qua. Grandissimo. Ha sempre lavorato nelle retrovie. Di questa sera, per cui ringrazio anche Luisa che mi ha coinvolto in questa bellissima serata, per cui cerchiamo che anche lo è. ci siano anche degli altri. No? Sindaco, è Luisa che sta attento come te parli di Luisa, mi fa paura che è femmina là. No, ma la Luisa noi la conosciamo prima di voi. No, per esempio, se la presentava prima con la soppressa in mano, un corteo alla stata che dovevo io la soppressa! Io non avevo un coraggio di dire, no? Comunque se questa di bene qui la camisata. Madonna, questa di bene, ecco, vuol dire che noi a Capitano siamo bravi un po' di voi. Bravo, un applauso al nostro sindaco. Grazie sindaco. Se è importante l'assessore sindaco. Perché infatti noi non preoccupai e mi dico stasera che sei autorità. Perché di solito quando sei autorità non bisogna mangiare per nessun altro. Spazio ancora questa sera e sei in crisi anche in crisi volevo essere no non siamo in crisi. Volevo dire che ho sentito un segretario uomo perché mi dice sempre sì, ecco. Perché ultimamente i politici coi sene e gonfia la faccia a Porsetto perché ultimamente vi ringrazio ancora. Grazie sindaco. Allora, grazie invece Luca, una roba che manca è il vino, perché noi qua che vogliamo parlare di bagnare ma non manca e se l'ha portata a Migiani intorno. È vero C'avevo qualcuno che ne sappia dire qualcosa del suo vino perché aspetta altri 2 minuti che qualcos'altro che un sacco di gente qua. Vogliamo fare un bel applauso all'osteria che ci ospita. Bravi l'osteria poi se mi permettete un altro ringraziamento va a Salvatore Caruso. Dove sei? Salvatore Caruso, ecco qua questo tipico nome non strano Salvatore, dove te l'hai catapora Caruso. E poi sono venuti anche a Orvieto. Chi? Gli amici di Lidia Grassa! Così il fan slide per voi, il fan slide. Guarda che mangioloni, che alzati un attimo in piedi, le sai in piedi, così. No, e mi pare a Mattioschi e tutta sta così il problema è che la mangiare che siete là. Io ho fatto al vieto. E se ha portato. No, sono veneti, e se ha portato a betoniera di riso incorporato, bene. Poi altre 2 parole, la Datanet che è lo sponsor della serata. Datanet, diciamo bene, Datanet che non c'è un detersivo Datanet, dopo inventa tutto gli ori qua. E la BNL, la Banca Nazionale del Lavoro. Cos'è? Del lavoro. Banca cambia nome. Banca Nazionale del Lavoro. Non mi dà pischere su noi. Il Gaverto tutto quanto, il Gaverto da quanti sportei a Lavarone. E per il vino chiamo Moreno. Un applauso Moreno. Adesso vuoi che mi dico sì Moreno, ma Moreno via. Sì. Non ti chiederesti un franco a Moreno, invece Moreno è uno dei massimi esperti di vino, vedi? Io quando mi fai i prelievi del sangue e vado a quanto tasso alcolico che vai a fare da tappo io faccio che sono veneto e di Belluno. Ma pensati, non che aveva mai scommesso, eppure guarda lì, così rivaga tutto subito dove era spette qua andato. Moreno, allora dici. Buonasera a tutti. Il vino che abbiamo bevuto questa sera è una cantina nostra locale, una delle cantine storiche dell'Orvetano, molto piccola, quasi a conduzione familiare. E che abbiamo bevuto da quanto? Che ha prodotto tutte le bottiglie della qua stasera. Tutte le bottiglie erano questa sera, esatto. Prendivo altre, si vuoi passare qualcosa? Noi dei Risati Risotti abbiamo deciso di portare qui un Orvieto classico superiore. Superiore? Mia puppa. Superiore.
che è formato da un 40% di Greghetto, di Chardonnay un 20% e Procanico. Cambia molto la disciplinare da noi, aggiunte idee. No, perché danno anche il bianco ha una percentuale del 10% di vino e 90% di acqua. Sì. Poi come rosso, quello che adesso ci serviranno i nostri sommelier è un Americo. Un Americo è un Merlot 100%, totalmente differente dal vostro di Merlot per via del territorio. Noi abbiamo probabilmente più sole, il clima più caldo e molto... Cosa ha di diverso? Cosa ha di diverso? Allora, di diverso ha. Allora, intanto questo vino fa 12 mesi in legno, in barrique di rovere. Da casa mia a 12 mesi dentro legno altri 12. E va bevuto subito, che 12 mesi? Non arriva qua. 12 mesi. Non arriva. Ma neanche la settimana qua. Capo il vino, Roberto, l'evapora cazzo. Altri 12 mesi in bottiglia chiuso. Fa 24 mesi, Dubai così. E poi arriva sulle tavole. Da solo viene sulle tavole. Esatto. Invece per la serata abbiamo un muffato, un vino nobile. Chi? Vino nobile. Muffato. La raccolta di queste uve chiaramente avviene a novembre, quando le uve sono quasi fassite. È un vino, diciamo, nell'Orvietano, nella zona nostra, i muffati sono importanti, ma non solo da noi, a livello nazionale proprio, hanno una certa importanza. C'è un po' come il torquato, potremmo dirlo, un po' come il torquato. E quello c'è sempre del Greghetto, che è l'unico vitigno autoctono che abbiamo, e del Sauvignon. Ma che potrebbe il gusto? No, nell'Americo e nel muffato, nel poggioforno che è il muffato. Vi posso dire una parola in piazza che sono produttore a Gamino, sono lì. Ah sì? Mi abito in centro all'Arcea, abito in centro. Che la Selligna che è in centro all'Arcea, con una vigna solo, una vigna solo, sto anno, no vabbè, un po' da ridere. Stanno 25 graspi di uva, 150 ettolitri di vino, o il vaso come l'acqua, ragazzi, no, non che ne sembra nessuno, ma mi faccio solo dei tipi, non so come Orvieto, faccio un bianco e un nero, mi sono praticamente identici. 2 gocce d'acqua. Innanzitutto volevo dire una cosa, esatto, che a fine serata ci sarà anche l'estrazione delle cartoline. Sì, delle cartoline. Che avevi scritto il vostro nome qui sulla cartolina, non è stato a caso, perché alla fine faremo una grande estrazione dove c'è per premio un soggiorno nel periodo di risate e risotti a Orvieto per 2 persone. Puoi dare con la mano, amore, andremo io e te, l'infermiera, né a cantina dello vino. No, ulteriore premio, abbiamo deciso di mettere anche 4 magliette della serata risate e risotti, verranno estratti ulteriori 4 biglietti e daremo queste nostre magliette. Infatti ringraziamo il nostro amico Moreno per i ricchi premi, per aver illustrato perfettamente questa serata che io non so. Ma come cazzo l'avevi fatto mangiare tutto questo menù? E sì, ancora appena 20 secondi. No, sì, appena che metà. Porca la miseria, non so, sì, dei buoi, dei luamari, massimo. Allora tu mi pare che siamo pronti. Chiedo alla cucina di darmi il via se siamo pronti. Allora la cucina è pronta, allora noi altri se rivedremo più tardi, così anche verifichiamo il grado alcolico. Allora noi se diamo appuntamento a dopo i secondi, vero? Sì. Mi raccomando, una cortesia, non stai impongare, che dopo vi viene la biocca, ma frugalmente, come dice sempre i nostri politici, bisogna essere sobri, anche nel mangiare, bisogna essere frugali, non stai impongare, che dopo fa matto un blocco, si assaggia, si beve giusto. Va bene, allora appuntamento a dopo e buon appetito! Grandissimo, Luca Pozzoli, grandissimo. Guarda, viva Lina Grassa! Scusa.
Ecco che i risi, scusate, le Bronze Querte si intrattengono un attimo con Gene Hackman, che abbiamo scoperto ospite speciale della serata qui all'Osteria Ferluce. Una pacca sulla spalla e via. Facciamo un applauso! Un applauso ai Risi e Bisi! Bravissimi! Scherziamo. Bravi ragazzi, dormite pure tranquilli. Grazie. Attenzione cari amici, dopo il primo tempo dello spettacolo delle Bronze Querte siamo passati al secondo, tortino di baccalà mantecato alla vicentina su timballo di polenta di riso e zucchine croccanti. E buon appetito! Anch'io bevo Amerigo. E sullo sfondo di questi spettacolari vini, ovvero l'Americo che abbiamo già assaggiato 6 mesi fa e che questa sera stiamo riassaggiando, e l'Orvieto della Caviti, il nostro maître ci sta portando ora un Poggio Forno muffa nobile, viticoltore Enrico Neri, prodotto italiano, sempre del 2007 chiaramente, come dice il nostro cantiniero. Il vino è prestigioso, quindi probabilmente lo assaggeremo all'istante. Catturiamo questo momento imperdibile. Grazie. La regia sta per assaggiare questo vino. Un vino importante, un vino probabilmente passito, un vino corposo, molto denso, dal colore paglierino. Il gusto al palato è pieno, lascia un gradevole sentore di uva sul palato, un corposo gusto di miele sulla lingua, e questo stacchetto sta a significare che oltre al dessert, ovvero la tartare al citron con lamponi e cialda croccante di riso e cioccolato fondente, stanno arrivando anche le Bronze Querte. E ora? Come sei dolce così? Come sei andata? Ah, non è ancora arrivato a tutti. Allora, riprendiamo un attimino da dove che... buonasera signora. Guarda che bella Anna che mi ha signora, guarda che va a fare. Allora, signore, scusa, non via mai. Buonasera signora, chi sito? Da dove? Grisignano di sotto. Bellissima collana. Devo comprare a fiera a Fiera del Sole. Anche Caveio, questa sera sono particolarmente sorpreso perché c'è tantissime belle donne, tutte quante con il suo bel pareggio, con la sua bella toilette, guarda che rassa e mascagna che si è cavata signora. Allora questa sera devo andare al Fior di Luce e è andata alla parrucchiera e ha fatto sta fialetta un fias sbagliato perché è un fias missionato è un color frassino che fa panda col comodino Ikea che ha in fianco sul letto, molto meglio che dire una signora che ho visto questo cabello colore azzurrino che fa panda con i piastrelli del bagno, fa cagare. No dai, per piacere. Allora, tanta gente, tanta bella gente, intanto facciamo un sondaggio, guardi, si deve capire cosa si devo dire, no? Perché noi parliamo in Veneto. Che abbiamo trovato la signora di Lecce. E da quanti anni sarà in Gramignà? Dal 77. Dal 70, e ancora non te l'hai imparato, come dire? Allora, che c'è qualche altro straniero a parte Leccese che scusate, anche lei è maestra professionale.
professoressa per qua, vedi? Medico. Perfetto, tutto a posto. Allora, qua dottore, se qualcuno dovesse aspetta, qua la straniera. Lecce, qua che avevo? Osnabrück, Deutschland. Signore. Italia, Germania. Allora, Osnabrück, Deutschland. Deutschland è pure di Hotel dove No, non vuoi, dai mezzo la Che se non baccalà in Germania. Baccalà, ma no, c'è il macchie serie, siamo matti qua. E il gruster col baccalà. Era giustamente da Germania e se veniva a cavarsi a fame qua danno altri poveri cani italiani perché Marco che mangia una volta bene, no? bravo, hai ragione. Gatto portai i marchi? Sì, e l'americano. Chi? Gene Hackman. È Gene Hackman. Ma come cazzo? Che avevo a Merkel e Obama. E ora, scusami un attimo, l'americano. Chi si ti? Yes, I'm American. Che nome guys, puoi dire guys? Che nome gay? Basta con sti gay, non si crede poi più, tutti gay, sono qui i gay di qua, i gay di là, i gay su, invece guarda, se sei una persona generosa, cosa sei gay? Perché? Perché domani un deo se vuoi darti qualcuno. No, perché? Come ti chiami? Che nome gay? Nome tuo, dire me. What's your name? The pen is on the table. Mark. Use Mark. E ragazzi, Marchi si cattafona dei ori. Lei è Petra. Petra. Rosa. Petra. Petra, vabbè, ho capito, non mia mola cioè, non capirò, non parlerò l'inglese, fluent English. Allora, non so, gli americani sempre stai rompibato. Allora, te capisci, vero che sei un primo Sì, io parliamo quasi bene. Quasi. È gonfia del party, così, allora. Tu si capisci? Allora qua che abbiamo una cucca, un americano, una leccese, dopo che sei qualche un altro che sei un fiaforello internazionale, questo qua viene da Orvieto. Orvieto. Basta? E il resto tutti quanti nostrani? Francese. Guarda un attimo che avevo un sacco da francese. Ma sei Carla? Che somiglia più che Carlase, Carlasta vale, è un Fiat Arla. Che nome hai? Sorella di Luisa. Perfetto, tutto a posto, maglia pagato. Allora, noi altri parleremo in Veneto, speriamo che voi ne capito, Toli. Ne capito? Non ti parleremo in Veneto, è importante capirsi, è importante comunicare, anzi in giro per il mondo i nostri detrattori, che sarebbero i famosi detrattori Carraro, e dice che le lingue locali, come il Veneto, divide, le lingue locali unisce. Poi io non so, il primo problema che ha l'extracomunitario e straniero, quando che viene qua nel Veneto, imparare l'italiano. Hanno altri veneti che avevano da sempre lo stesso problema, non sono buoni a imparare l'italiano, sempre temo meglio col dietro. Che poi, diciamo la verità, ma perché si è extracomunitari e viene qua danno altri se domandiamo? Nel Veneto, perché gli stranieri? Perché gli stranieri viene qua danno altri se domandiamo certe volte? Sempre di più se domandiamo, ma perché cavolo viene proprio qua, no? Altri con tutti i posti che sei? Perché? Perché una volta qua nel Veneto, quando che si stava ancora bene, e ora, sto qua che ho appena fatto a cura del tavolo, dormi un altro poco, io se sa ancora a poeta lo sei, e a poeta di finire che se le sai io sei, tranquillo. Allora, gli ero di dire che una volta il Veneto gli era riconosciuto ovunque nel mondo per un fatto, noi altri veneti gli dice che pensiamo sempre a una roba, a che cosa? Aspetta un attimo, no ragazzi, non stai provocando i piscini. Do qua e ganna stimmate in fronte e ganna voglia che non si accava, guarda, no, non si accava, non è il poeta. Allora, il Veneto si è conosciuto in tutto il mondo per essere un gran bravo lavoratore. Noi altri siamo sempre Dio lavorare così, lavorare, sempre sotto. Mai nessuno erano altri, sempre sotto. E siamo anche un pochettino preoccupati.
Io ho sentito dire che il nuovo governo vuole fare 35 ore. No, dico che 35 ore hanno altri veneti. Cose Marti che abbiamo già finito. Non lo so. Cosa femo questa settimana? Si solterà un delle due, se non rifare una ora le gare apposta fanno altri, come se io lo slogan del quando ricordo Bertinotti. Chi sei che non si ricorda? Bertinotti. Guarda che non si ricorda Bertinotti. E mi pareva un peluche de Caspir, no? Io sempre là di lavorare meno, lavorare tutti. E il nostro slogan è lavorare in nero per acciapparli tutti. Era così. Gli stranieri che qua nel Veneto per lavorare amico, aspetta, devo vedere una roba allucinante. Allora, qua che abbiamo il nostro amico Gena, Antonio. Che miseria anche su qua. Da dove sei Antonio? Da Milano. Da Milano. Allora, Milano alta. Milano alta. Allora, Antonio e il telefonino, ma anche che ha fatto la fotografia di sto dolce bellissimo, vero? E io vai via a casa, si casa in bagna. Questo a Portogallo mangio domani. Bravo. Perché hai una roba così, no, magno più, vero? Sì, esatto. Bravissimo, complimenti. Fai un applauso a Luisa. Dankeschön. Dankeschön. Ma sì, anche ti. Un po' di glotto, ragazzi. E allora ieri volevo dire che sti stranieri chi qua per lavorare e che a te in giro per tutti i cantoni. Assame stare su sto argomento, per piacere, assame stare. Che stata sera va a casa dove mia moglie in letto con un extracomunitario. Ancora adesso mi domando ma cosa facevo? Quello là, casa mia! Facevo uno dei tanti lavoretti che noi altri italiani non volevamo più fare. E invece noi, se bello, ritrovarsi tutti quanti insieme, anche in un momento che siamo di attraversare un momento così difficile, critico, questo è un momento di crisi, e però noi ci troviamo insieme così a ridere e scherzare, a mangiare bene, soprattutto a mangiare bene, perché questa sera c'è la celebrazione del riso, del risotto, del baccalà, vero? Ridere! Se non so, la terrazza è già vinto fuori Adesso posso dire. Beh, allora, ieri devo dire che effettivamente anche il mangiare bene è una roba importante. Infatti questa sera se che mangiare bene, mangiare anche sano a chilometri zero. Non siamo più abituati così. Siamo abituati. Chi sei che comanda a casa? A casa comanda? Casa tua, chi è che comanda? Ella, se fermo ancora all'età del ventennio, ella, là. Eccola qua. E che questa mania così, queste femmine. Guarda che belle femmine, guarda che belle, queste qua le belle femmine, che sta bene. Anche perfetta, benissimo. Se belle femmine. Quante sorelle hai tu, Luisa? Un pianazzo. Allora, Luisa, questa sera te che dei gran bei femmine, guarda qua, che abbondanza. Che bei, queste bei fugasse sofferone, no come adesso, tutte quante magre, secche, anoressiche, senza tette. La mia donna senza tette mi fa venire in mente un paio di braghe senza cassè. Non sa dove mettere le mani. Esatto. Secche, sutte, a dieta, che poi la forza dello mangiare. E deve anche per me. Prima che ho trovato una ragazza al bar. Non so se si entra dentro, ecco, non voglio dire qualcosa, alta, bella, magra, una modea, proprio secca. Avrò una prima. Magari metteva direttamente la retromarcia, e ora per scherzare io ho detto, cioè vero, ma per costamento del gipetto che lo tenete e mette che dentro. Sento che sei magari il posto. E ti per costamento le mutande. O dico, a me! Aveva capito anche a massa cos'è che aveva per mancaro. Ragazzo, allora che mi sono tipo esplosivo, allora che mi sono una bomba. Peccato che ti capi amicizia curta, E invece diventa matte se femmine così. Quando la femmina, oggigiorno una femmina moderna, ha in mente soltanto un fatto. L'aspetto este. Aspetta, se cazzo si storea. Chi si parlare? Questa sorella di Elisa. Ho capito che il nome tuo. Anna Maria. Allora, Anna Maria e tutti Anna Maria. Lina, cara Lina. Allora, cara Lina. Dicevo, una delle cose più importanti per una donna, giustamente, tanto più se è anche giovane,
è l'aspetto fisico. Allora, guai vedere una femmina con un grammo di celluloide. Zero! Non esiste. E ora non ne mangia più, e quando una femmina decide di mettersi a dieta in famiglia non mangia più nessuno. Infatti quando te vedi un marito che va in giro dell'illon tutto quanto così, lei perché a moglie fa dieta. E ora che se vari tipi di diete, allora dottoressa che dottoressa è? Di che genere? Anche a me sono un pochettino dottore, sono un monologo, esperto in allora, la gaga pianca il nonno qua, vabbè, allora il nonno è dato e tasto guarda. Vabbè, allora si svegliarsi, dai un'altra pastiglietta. Allora, stavamo dicendo stavamo dicendo che voglio sposare il cardiologo, se voglio parlare con il cardiologo di nome cazzo, sei cardiologo ma non si ricorda neanche il suo nome dal naso alla bocca. Cardiologo di nome? Anna Maria, cara Anna Maria. Allora, diciamo, una donna oggigiorno per rimanere bella cerca di fare delle diete. Quali sono le diete che vanno per la maggiore? Va per la maggiore, per esempio la dieta appunti. Allora, cara Anna Maria, allora, la dieta appunti è quella dieta che a forza di non mangiare te caschi per terra e ti dà 8 punti qua. No, non è. Dopo che sei la dieta dissociata. La dieta dissociata è quella dieta che a forza di non mangiare non ti sei più che ti siete via di bocco, chi sono io? E ti dissoci. Ma il massimo della dieta moderna è la dieta la dieta, domandiamo qua alla signora che ne ha guarda se calda l'anda qua, guarda che allora, chi sei sono io? Chi sei? Giostaro qua. Io è fortunato, Mario, quando che sei ora andare a fare asciugato. La dieta energetica, brava, la dieta energetica è quella dieta che si fa mangiando soltanto cibi energetici, tipo cioccolata e noci di cocco, noci di cocco e cioccolata e noci di cocco. E dopo te caghi Bounty. Che poi dice manca la verità che se la signora si capisce subito una persona come che sei dal punto di vista del stato sociale, dal fisico, ecco, vedi a vedere che sei un singer qua, che sei qualche un singer, un singer sei uno che mio cosa identificare che sei uno singer che sei da solo non fare le singer assolutamente fatalità fa già seminarista. Scusate, lo seguo un attimo. Il singer pure poi mentre che abbiamo un maridato siamo maridati si maridati della femmina qua devi sempre fare non si maridati allora che siamo maridati sono vedovo la capo qua direttamente mentre è il marker questo qua, vero? What would you like to know? Basta che te mi dici sì, yes. Y'all come now, because I'm from Texas. Questo vale proprio due robe sa dire in inglese io come from Texas sito marità you are just married yes e ora allora vedevo vedere questi due soggetti la differenza che c'è tra il singer e l'uomo marinato no, vuoi che ti tocchi sta toccando vedevo che il singer scusate voi altri che siete costretti a vedere chiedo scusa ai signori che devo vedere a parte migliore di noi d'altronde qui abbiamo dedicato al successo però anche qua era del buon avevamo il singer l'acqua ti dà fermo beve acqua però vedevo che il singer
è il Singer, il Singer, tra l'altro, lui è Singer per scelta degli altri. vedevo che è il Singer se magro, secco, asciutto, vedo che roba, mentre il Marida, scusa, Obama è un pochettino espanso. E ora se domanderemo, ma perché sto fatto qua? Perché il Singer se magro e invece il Marida se un pochettino più espanso? Perché sto fatto qua, se domanderemo? Perché sto fatto qua? Perché sto fatto qua, mio disito? Stetali dimmi, perché il Singer quando che torna a casa dopo la giornata di lavoro versa il frigo e vede quello che c'è dentro e poi va in letto. Invece il Marida quando che torna a casa dopo la giornata di lavoro e vede quello che c'entra al letto e versa il frigo e tacca mangiare e si colfa. E poi anche a ste femmine cosa vorrai e si contenta di un salato in frigo quando che potrebbe avere un po' sei giro in letto. Esatto. Perché le donne adesso che piace l'uomo maschio, che piace l'uomo onto, che piace l'uomo salsiccia. Seria? Beh, fuori porseo dentro. Allora, spieghi dopo. Grazie, l'applauso ai nostri due volontari. Mira. Ero devo dire che poi invece la roba peso, sai che queste femmine, oltre a decidere di fare la dieta di conseguenza in casa non mangia più nessuno, non basta. A parte a Luisa se un cenacolo quando che ti viene qua è come andare a messa, va, è il primo, è il secondo, è il terzo, mai finita qua. Allora io devo dire, le femmine oggigiorno, soprattutto le femmine in corriera, te sai quello che sei le femmine in corriera? Chi sei? Io? Se la riconosciuta. Sito Maridan, sì, vero? Sì, avanti. Mario Verdi, sì, vabbè. Che tu fiori? No, niente. Però in questo caso, soprattutto le femmine in corriera, decide di avere un approccio con la cucina un po' particolare. Ti gatto tempo a stare a che fai tu a me al Mario? Scusate, che massiera effetto ti? Rappresentate. Chi rappresenti tu? Cosa rappresenti? Tubi, anche tubi, sì. E che ha fatto un fiato, tubo, e i tubi tirano ovviamente qua. To be or not to be. E ora dicevo che i ragazzi capiscono solo che ore di poco. Allora, viene a dire che il marito dove che ti giri da mattina a sera in macchina col pullman, come cavolo macchina grande, piccola, media? Grande, faccia grande, quante ruote motrici? 4 fuori strudel! Eccolo qua, non capisco la roba, spendiamo milioni di euro per fare strade, tutti che si comprano fuori strada. Dove vai ad andare? Che ormai asfalta anche agli altri, ragazzi. Che poi si contentassi di fuori strada normale, o anche roba di marca. Sì, caro. Vuoi il Paiano? E il Cerotti. E il Land Rover. E il Toyota. E a femmina qua la cosa ti prepara? La dottoressa ti prepara la gamella? No, non ti prepara la gamella? No. Perché? Te lo spiego io perché. Perché oggigiorno, soprattutto le donne in corriera, ha scoperto un cibo pratico, comodo, pronto, che è il Madonna che nosa le femmine! Te che da dire di sì! Te che da dirmi di sì! No, parlo per te che te me capisci, va. E i femmine moderni che ha scoperto il surgelato, vero? Il surgelato è un cibo pratico, comodo e soprattutto economico. Perché ti, per esempio, te ciappi il surgelato, te lo cassi dentro la pedofila, te lo metti dentro il forno a microbombe, 3 minuti e il surgelato. Se l'amico le de fretta, e la signora dottoressa cosa da ciucciare direttamente come su un ghiacciolo e vai, parti, via. Ma le donne non si contenta qua, e oltre la dieta adesso che ha scoperto un'altra nuova moda. Esatto. E se fa la plastica per essere bene. Sì. La mia moglie si è fatto fare l'anno scorso, si è fatto regare a plastica al viso. Qua pega che avanzarsi che ha fatto il divano passato. Ti pensa cosa costa che il divano? Se si rovina invece le tappessiere che tocca chiamare al dermatologo! Bellissimo. L'applauso a Lino Gasparetti. Allora, può montare un attimo sulla sedia? Ma lei fa piccolo del suo. No. Guarda. Intervista dai. Facciamo un'intervista. Sì, facciamo un'intervista. La fa lei o la fa lui? No, faccio io.
con questa maglietta, dormirà qualche notte con questa maglietta? Mese non si cambia mai con la maglietta di Risate e Risotti. In Italia, solo in Italia. Ti fregano tutto. Allora, estrazione clou. Estrazione clou, ho chiamato il bambino Moreno. Ah, benissimo, giusto. Allora, abbiamo un bambino. Prego. Vediamo un po' chi mi dà. Allora, signori, questo biglietto vince un soggiorno per 2 persone nella serata di Risate e Risotti che vi sarà comunicata, che la manifestazione è fine febbraio, inizio di aprile ad Orvieto in Umbria. Fine febbraio del prossimo anno. Sento mia Sigeriva è ancora di qua, dell'ora. Cioè. Vediamo che Maglietto visti. Allora, vediamo un po'. C'è un colpo di scena, sì, c'è un colpo di scena, c'è un colpo di schiena. Allora, non ha vinto né un umbro né un veneto, ma ha vinto no, Petra Emmerich. A tedesca! Venga! Ha vinto Ginachman! Ha vinto Ginachman! Ma è quello di là, gli consigliamo qualcosa? Allora, prego, vengi. Allora, non ti puoi dire che cagavo a culo perché lo gatto è suo, non vorrei dire. Allora, signora, dopo le lascio il mio numero e lei verrà lei mi lascia il suo, verrà contattata dalla segreteria di Risate e Risotti per questo weekend a Orvieto in Umbria. Io mi auguro che Emanuele Traverso, che ha accettato di venire l'anno scorso di nuovo a Orvieto, accetti anche quest'anno, prossimo anno, e così lei sarà nostra ospite in Umbria. Bellissimo. Bene, un'intervista. No, prendiamo il libro. Il marito parlasse coi sesti, sì, suo marito. Capisse a morti. Sì. Bene. Allora, grazie, ci vediamo. No, grazie a voi. Grazie. Bellissima Due parole per la stampa. Per la stampa, grazie Sì. mille, è una bellissima serata, grazie alla Luisa che è sempre favolosa per fare questa serata qua. Non c'è niente da dire, meglio di lei non c'è. Perché scrivi Obama dopo la roba. Bene, adesso c'è un altro momento. Chiamiamo qua. Allora, io direi di chiamare qui i tre protagonisti. Venghi, bella bambina, venghi. Allora, Maurizio intanto, Maurizio. Allora, io chiamerei Maurizio Di Mario, Emanuele Traverso e la nostra Luisa. Applauso! Maurizio, Emanuele e Luisa! Se qualcuno si grazie. Emanuele, Luisa. Assessore il careo, vieni qua! Luisa! Aspetta, non a lavorare! Maurizio Di Mario, Emanuele Traverso e la nostra Luisa. Please, prima la Luisa, tutti quanti qua. Luisa. Allora, il nostro costume. Allora, fate che è una pianta di pomodorini. Allora, innanzitutto un attimo, un po' di serietà adesso, perché devo ringraziare tutta la famiglia Traverso, la Luisa e tutti quanti per l'ospitalità che hanno dato alla nostra manifestazione, e propongo per tutti e tre e tutti quanti, anche tutto lo staff, un grande applauso. Perché dopo il nostro viaggio continua con loro due, cari miei, perché domani sera saremo alla grande manifestazione del riso, Risitali a Isola della Scala, dove di nuovo Emanuele Traverso e Maurizio Di Mario saranno i protagonisti della manifestazione all'interno di Risitali Top Show e rappresenteranno la nostra tradizione di Risate e Risotti.
Detto questo, di solito in queste serate noi diamo un piccolo attestato di merito, perché chi parla di risate e risotti e chi dà l'opportunità alla nostra manifestazione di avere questi spazi, diamo un piccolo attestato e lo daremo sicuramente alla nostra Luisa. Grazie Luisa. A Emanuele Traverso e a Maurizio Di Mario. Grazie. Ma non è finita, qua. Ma non è finita. Perché anche noi altri che avevamo su interpretare quello che c'è il pensiero di quanti voi altri qua presenti, che avevamo su dare un nostro personale regalo ai tre protagonisti, iniziando dal nostro ospite di Orvieto, Maurizio, il nostro libro Palazzi coi Sesti. Grazie. Mentre per la nostra per il nostro Emanuele, la nostra maglietta in Braga di Tea, adatta ai nostri tempi. Ma pregherei di metti su un attimo la pianta dei pomodori qua. Allora, noi altri che abbiamo scoperta questa sera la Luisa, che sei una forza della natura, sei veramente una persona che mette l'anima e il cuore, e soprattutto quando fa una roba a che crede e fa le robe, diciamo, fatte bene. Allora, una persona che ha questa carica e che continua ad averla da quanti anni sei che te fai questa? 30 canda il porco, 30 anni. Qua hanno fatto tutto me, vedo qua muri tutto qua. Facevo la beccare, siamo passati la nostra Luisa e ha costituito, diciamo, un vero impero, vero? Sì, mi ha aiutato anche tu. Ma ho visto che l'asta è lillone, se non era somare là che giù quel pigna te. Cioè, posso capire fosse una femminetta che giù quel pigna te. Cosa sugai tu da quando ti eri piccolo? Cosa? Le pignate? Ma scusa un attimo, sito Manuele. Allora, il segno ben inaugurante, esatto, visto il Braga di Tea, per contrappunto taglio botta. Mi sembra un po' a tutti, ma comunque si vedeva del taglio botta. Un grande applauso alla nostra mitica Luisa, che questa sera verrà a cavare fame a tutti quanti. E allora tutti quanti volevo passarvi con un augurio a tutti quanti voi altri che si qua, ma anche i vostri amici, i vostri parenti, i vostri conoscenti, che non capo due essere qua stasera perché di che stava, di Sigio, come una specie di caena del Sant'Antonio positiva. E non volevo augurare le solite robe skate, che poi bisogna finire con questo fatto chi dice che non altri veneti siamo attaccati agli skate. No, non è vero che siamo attaccati agli skate. Dei skate che si attaccano altri. E poi tu nella vita che sarebbe molto ma molto più importanti dei skate. Vero? Sai che voi usate quei skate per comprarli. E ora non vi auguriamo tanti skate, non vi auguriamo tanta fortuna, vi auguriamo soltanto tanta salute, perché salute sì, se veramente è la roba più importante che sia. E ricordatevi sempre quello che diceva il nonno: a salute cui che caga, non è oro che li paga. Buona serata, buon risotto.